Amici sportivi, una puntata speciale dello Show dello Sport. Oggi parleremo di automobilismo, parleremo del Rally del Salento, la 55esima edizione che si svolgerà a fine maggio sulle strade della provincia di Lecce. Il Rally del Salento, come tutti sappiamo, è un must per questo territorio, è una tradizione, è una passione per migliaia di persone in questo territorio, e quest'anno ci sono delle importanti novità che andremo ad elencare tra poco con gli ospiti che vado a presentarvi. Qui sulla mia destra il presidente dell'Automobile Club di Lecce, il Francesco Sticchi Damiani, che saluto. Benvenuto Presidente. Buongiorno a tutti. E sulla mia sinistra il direttore o direttrice dell'ACI di Lecce, Francesca Napolitano. Direttore, buon pomeriggio e benvenuta. Grazie dell'invito. Ci sono poi, qui ancora sulla destra, due dei tanti sponsor di questa grande manifestazione che quest'anno, ve lo dico in anticipo, molti di voi già lo sapranno, ma ve lo anticipo, che quest'anno, dopo 7 anni, ritorna a Lecce, in Piazza Mazzini, il suo luogo storico, la sua culla storica, partirà e arriverà a Lecce in Piazza Mazzini. Tanti sponsor per questa manifestazione, e qui ne abbiamo due in rappresentanza di due aziende importantissime. Giorgio Tamborrino, presidente di Autosat, che ci sta ospitando in questo momento in questa sede fantascientifica. Presidente, benvenuto. E poi qui in rappresentanza di Grimaldi Immobiliare abbiamo Diana Oncioiu, che è la network manager per la Puglia di Grimaldi Immobiliare. Anche questa è una firma molto conosciuta. Benvenuta. Benvenuta. Sulla sinistra invece il reparto giovani piloti. In questo rally sono cresciuti e sono maturati tantissimi piloti nel corso delle 54 edizioni, e loro sono due giovani rampanti. Qui abbiamo un figlio d'arte, Guglielmo Denuzzo. Ciao Guglielmo. Buongiorno. Ciao Guglielmo. E qui un altro figlio d'arte, Andrea Pisacane. Ciao Andrea. Dicevo figli d'arte perché i loro papà hanno corso per tantissimi anni, poi approfondiremo. Allora, Presidente Sticchi Damiani, la prima cosa che andiamo a puntualizzare è questo ritorno a casa, perché credo che sia la prima delle tante novità di questa edizione. Ritorno a casa perché? Perché lo avete voluto voi come ACI e perché il Comune di Lecce ha detto sì. Assolutamente sì. Io sono diventato presidente dell'Automobile Club Lecce l'anno scorso a settembre. Una delle mie priorità è stato proprio quello di riportare il Rally del Salento a Lecce. Dopo tante edizioni svolte nel Salento, comunque memorabili, avevo questa esigenza di riportarla a casa, dove, con partenza proprio a Piazza Mazzini, che noi conosciamo benissimo perché è stato teatro di tantissime partenze, e quindi ci tenevo particolarmente. Ho sentito il mio amico assessore Foresio, il quale ha subito felicemente accettato questa proposta, e ci siamo messi subito al lavoro per riorganizzare il tutto, per organizzare un'edizione unica. Ecco, questo ci tenevo particolarmente perché il Rally del Salento c'è da tanto tempo, però era necessario fare un salto, e quindi abbiamo cercato in questi mesi di organizzazione, speriamo di riuscirci perché comunque diciamo, ce l'abbiamo messa tutta in questi mesi. Ci siamo organizzati, abbiamo organizzato tantissime riunioni all'interno della struttura, proprio per coniugare la storia con il futuro, e quindi abbiamo tante belle idee, abbiamo coinvolto tanti sponsor, e quindi non vediamo l'ora di incominciare questa manifestazione. Ecco, la storia con il futuro, 54 edizioni, è una delle manifestazioni sportive più longeve d'Italia, credo forse la seconda o terza in Italia, credo che ci sia il Targa Florio che è un pochino più anziano, ma insomma siamo lì, seconda o terza d'Italia.
Quindi pensate un po' che impegno c'è stato in tutti questi anni. Vi ricordo che si correrà dal 26 al 28 di maggio e il rally sarà una prova, la seconda prova delle 7 prove del campionato italiano rally asfalto, e si correrà anche per la Coppa Italia settima zona, oltre che per il rally storico, quindi ci sono tante altre gare complementari. Allora, direttore, sta dormendo la notte, sì, in questi ultimi, siamo più Direi o meno... poco e male. Poco e male, poco e male. Puoi capire, caro Bruno, che è una macchina organizzativa pazzesca. Vogliamo dare insieme un po' di numeri, un po' per capire quanto è grande questa organizzazione e quanto ci teniamo soprattutto alla buona riuscita dell'evento e soprattutto alla sicurezza dei piloti, dei partecipanti, ma anche del pubblico che partecipa con molto affetto lungo tutto il percorso che, lo dobbiamo dire, attraversa ben 23 comuni del Salento. Abbiamo messo in campo una squadra pazzesca, fatta di oltre 200 ufficiali di gara per oltre 400 km di percorso. La collaborazione però fondamentale anche con le istituzioni nazionali, locali, collaborazione strettissima con la prefettura, con la polizia stradale, i carabinieri, protezione civile, polizia locale. Tutte le forze sono messe in campo per la buona riuscita dell'evento e vi aspettiamo il 26 e il 27 soprattutto a Piazza Mazzine, oltre che nei tanti comuni che verranno attraversati sia dalla gara che dai trasferimenti della 55esima edizione del Rally del Salento. Ecco, Presidente, 9 prove speciali, ma nella parte tecnica entreremo dopo. 9 prove speciali con l'attraversamento di tante città. Significa promuovere il territorio, adesso sentiremo anche gli sponsor, significa promuovere il territorio in 2 modi, sia quello sul piano sportivo tecnico sia sul piano turistico, no? Quindi sono 2 promozioni importanti entrambe. Assolutamente, assolutamente sì, perché dobbiamo ricordare che questo è un evento sia sportivo ma anche un evento in cui noi promuoviamo il territorio, quindi ci tenevamo comunque tanto a organizzare tutti i trasferimenti per coinvolgere più comuni possibili. Ovviamente questo, come giustamente ha detto il direttore, per noi significava complicarci la vita, perché ovviamente c'è tutto un problema anche di trasferimenti, di riduzione noi abbiamo dei parametri che dobbiamo seguire per quanto riguarda i percorsi e i trasferimenti. Siamo riusciti ad incastrare tutto per promuovere il territorio, perché ovviamente anche questo è il Rally del Salento. Allora, a proposito di promozione del territorio e degli sponsor, io vorrei sentire un attimo il presidente di Autosat, che qui in realtà è proprio il padrone di casa oggi. Che meraviglia questa struttura, Presidente. Ringrazio, buongiorno. Che meraviglia, no? Sì, è una struttura che abbiamo lavorato in parecchi per poterla tirare su, c'ha ormai 20 anni, è una struttura fatta da persone che sono sempre state nel settore, sono sempre state nell'auto, però noi da sempre nel nostro portatarghe abbiamo un logo, oltre al nostro come Autosat SPA abbiamo Autosat nel Salento, sì. E il Rally del Salento da sempre è stato nei nostri cuori e l'abbiamo sempre affiancato per sostenerlo, anche dando la parte tecnica, cioè alcune volte diverse squadre ufficiali le abbiamo accolte nella nostra officina per poter fare degli aggiornamenti o delle riparazioni. E il Rally del Salento è effettivamente un ottimo promotore del Salento come territorio e mi auguro, grazie anche all'Automobile Club che l'ha sempre portato avanti, l'ha creato, rimanga e sia di forte sostegno a che prenda piede e inseriscano altre gare per far vedere questo nostro Salento. Per il resto noi come Autosat siamo un'azienda concessionaria auto, perciò ci dedichiamo alla vendita dell'auto, abbiamo 2 nuovi prodotti. Ho visto 2 prodotti, questa è la Jeep Avenger. L'Avenger appena nata e la Tonale appena uscita. E siamo a disposizione della clientela, abbiamo creato un marchio nuovo inserito nell'azienda che è l'ADR, che è un marchio italiano
un po' cinese, molto interessante per il prodotto locale, perché la distribuzione del GPL da noi è diffusa e sono macchine a GPL, e appunto siamo abituati a servire anche noi come l'Automobile Club il Salento. Io conosco l'Automobile Club perché è molto radicato nel territorio. Anche noi abbiamo 3 officine, 3 aziende, una a Maglie, una a Brindisi e una a Lecce, con le officine sempre per sviluppare e essere a fiancare la nostra clientela. Presidente, dopo che parleremo degli aspetti, le chiederò perché i clienti chiedono tanto i SUV, poi me lo dirà dopo. Passiamo intanto alla signora Diana Oncioio. Allora, Grimaldi Immobiliare, anche per voi la domanda è simile, no? Credete in questa manifestazione? Grimaldi Immobiliare è un nome, è un marchio conosciutissimo e anche voi operate sul territorio, no? Come immobiliare, quindi è un legame perfetto. Esattamente, infatti l'abbiamo accolta a braccia aperte sia per una passione che ci lega ai motori da sempre, non entrerò molto in merito perché non è il caso, ma anche e soprattutto per la promozione del territorio. Considerato che, come ha appena detto lei, per l'appunto noi operiamo in questo territorio, certo, che è Lecce, il Salento e la Puglia, e soprattutto crediamo moltissimo. Lo si vede benissimo anche dalle iniziative che abbiamo fatto, dalla crescita dell'azienda e dall'impegno che ci mettiamo costantemente per cercare di portare qui dei prodotti e un livello qualitativo anche nel nostro settore sempre più elevato. Quindi naturalmente è stata un'iniziativa che veramente abbiamo apprezzato e continuiamo ad apprezzare. Ci auguriamo insomma che venga riproposta e che verremo coinvolti non ogni volta insomma. Ah, che bello, Presidente, ha sentito che ha detto? Ha sentito che ha detto? Noi abbiamo bisogno di questo. Di solito sono gli organizzatori che vanno dagli sponsor, in questo caso c'è una reversibilità, vedo. Si creerà una partnership per molti anni, perché è chiaro che comunque è evidente che è diventato sempre più difficile organizzare questi eventi, perché i costi sono oramai triplicati, per non dire di più, e quindi abbiamo bisogno di un supporto, abbiamo bisogno dei partner che ci danno una mano, che ci aiutano a portare a compimento tutti i progetti, perché devo dire che i nostri progetti ci portano ogni volta a creare qualcosa di più, qualcosa poi ovviamente dobbiamo contenere, perché poi ci scontriamo inevitabilmente con i costi, e quindi ovviamente dobbiamo contenere, però grazie al supporto dei nostri partner noi riusciamo veramente a fare un buon prodotto. Abbiamo sentito una bella dichiarazione qui, adesso passiamo un attimo il microfono ai 2 nostri giovani piloti. Allora, Guglielmo Denuzzo, che ha il nome del nonno, se non sbaglio, no? Sì. Nome del nonno. Sì. Dicevo figlio d'arte, loro sono la parte, diciamo, di trincea, no? La parte attiva, visto che poi devono schiacciare il piede su quel famoso acceleratore. Guglielmo, tu quanti anni hai adesso? Sei ancora proprio piccolo? 27, piccolo proprio no, però diciamo che no, ancora qualcosina cerchiamo di farlo. Ma hai cominciato a correre a quanti anni, Guglielmo? Subito, appena conseguita la patente, diciamo che a 18 anni? Sì, ho iniziato a seguire i rally praticamente da sempre, perché già mio padre mi portava sulle prove speciali a guardare tutti i piloti che frequentavano le nostre gare. Quindi appunto vorrei fare complimenti, perché in parte conosco che macchina organizzativa impeccabile occorre per organizzare un evento simile, soprattutto al giorno d'oggi. Quindi sia da appassionato che da pilota sono molto contento della novità, in particolare della partenza in Piazza Mazzini, perché comunque va a ricordare ciò che è sempre stato il Rally del Salento. E da pilota sono molto contento del fatto che ci sia la prova speciale di Santa Cesarea, che per quanto mi riguarda è la mia preferita e so che è molto apprezzata da tutti i piloti professionisti che frequentano la nostra gara. Ecco, tu hai corso pochi giorni fa al Rally di Casarano, Coppa Italia settima zona, però non potrai correre in questo rally perché c'è un piccolo problema alla caviglia, da quello che ho capito. Sì, allora ho iniziato la Coppa di zona dal rally di casa, che purtroppo non è andato come ci aspettavamo, perché comunque siamo stati vittime di una foratura. Abbiamo comunque continuato la nostra gara cercando di divertirci e di prendere confidenza con la macchina. Purtroppo al Rally del Salento
quasi sicuramente non ci sarò perché devo affrontare un piccolo intervento al piede, niente di che, piede destro, quindi speriamo che vada bene. E quindi la mia volontà sarebbe di continuare nella Coppa di Zona per poi arrivare alla finale di Pico, anche questa sponsorizzata molto dall'Automobile Club a livello Italia, che però è un grande progetto dove noi piloti, diciamo, un po' più dilettanti possiamo metterci in mostra. Prima di sentire Andrea, direttore, le iscrizioni sono aperte fino al 17, dai il microfono un attimo al direttore. Fino al 18 di maggio, Ecco. e dobbiamo dire che abbiamo già un bellissimo riscontro. Di questo ringrazio le scuderie e i piloti che stanno credendo in questo progetto, Ecco. anche per la 55esima edizione. Bene, quindi fino al 18, lo diciamo davanti, insomma, dalle telecamere, fino al 18 ci si può iscrivere. Esatto. Quindi c'è ancora un po' di giorni di tempo per decidere pensarci. cosa devi fare. Passiamo ad Andrea Pisacane. Microfono Andrea, eccolo qua. Anche lui figlio d'arte, pure fratello d'arte, perché lui c'ha pure un fratello che correrà in questo rally. Allora Andrea, Innanzitutto ringrazio il Presidente per farci onorarci della partenza in Piazza Mazzini, perché è ormai una comunque, voce comune, Presidente, tutti lo stanno sapevamo, dicendo. lo Sono cresciuto guardando mio padre che partiva da lì, cioè andando dentro al passeggino e partire con la macchina da rally è una cosa che mi emoziona tanto. E poi, come diceva Guglielmo, andare a fare la prova di Santa Cesarea è una cosa bellissima perché è un litorale fantastico. Saremo presenti a bordo della 208 Rally 4, quindi ancora siamo in via di definizione, però comunque saremo presenti sia io che mio fratello per onorare, diciamo, la nostra città e la nostra scuderia Casarano Lelitino. Mi raccomando, e poi papà vi catechizza tutti e due, lo sappiamo, no? Lo sappiamo. Ci bastona. Il bastone, Sì, addirittura. papà è contento. Lo dico al papà, Soprattutto però nel non solo risultato. bastone, anche carota ogni tanto, sì. carota e bastone, perché sennò se è solo Papà bastone è ancora emozionato da Rally Casarano, sono entrato nella Diventa top un 10, problema. quindi è ancora emozionato, è ancora in positivo, quindi vediamo come reagirà alla partenza da Piazza Mazzini, spero bene. Allora, microfono al direttore. Presidente, allora, entriamo un attimo nell'aspetto tecnico. 9 prove speciali, no? Ci sarà la prova spettacolo alla pista salentina di Torre San Giovanni ad Ugento e poi queste 3 prove il giorno dopo da ripetere 3 volte e 2 volte. Allora, Torre Paduli, la litoranea di Santa Cesarea, la prova notoriamente più spettacolare e più bella geograficamente, e poi c'è una prova antichissima, bellissima, da sempre, gremita di gente, Specchia. Presidente, allora, come l'avete pensato questo percorso? Abbiamo coniugato il passato, cioè, su Santa Cesarea ci tenevo tantissimo, perché sapevo che era una prova speciale che piace molto ai piloti, in una strada panoramica più bella, una delle più belle d'Italia, detto anche da 4 ruote. Assolutamente. Quindi ricordiamo sempre che il nostro rally è un rally coefficiente 1.5 come difficoltà. Quindi è uno dei due, no? Uno dei due, delle sì. 7 prove del campionato, il Presidente sta dicendo una cosa importantissima. Assolutamente. Delle 7 prove del campionato, soltanto Salento e Bassano hanno questo coefficiente. Quindi un coefficiente proprio per sottolineare la difficoltà. Ecco perché questo rally piace molto ai piloti, perché sanno di potersi misurare, di comprendere realmente le loro capacità, perché il rally del Salento non permette alcun errore. È proprio questo che piace ai piloti, perché sanno perfettamente che devono contare sulle loro qualità e non possono abbassare mai la guardia. Ecco, Santa Cesarea si inserisce in questo contesto, come Specchia, che è altra prova speciale che piace tantissimo ai piloti, perché è tra i muretti a secco, anche là molto stretta, mista, e quindi di conseguenza devo dire che sono tutte prove speciali e molto tecniche, e questo aumenterà lo spettacolo. Ci sarà ovviamente un livello di sicurezza altissimo, perché come sappiamo per fortuna abbiamo fatto tantissimi passi in avanti, quindi tutte le prove sono state verificate, controllate, proprio per cercare di ridurre al minimo i rischi.
Benissimo, allora direttore, sul piano tecnico abbiamo sentito il Presidente, vorrei anche un suo breve commento, perché lei diceva prima saranno 493 km totali, 96 km di prove speciali e quindi 200, ha detto prima... Oltre 210 commissari di gara, oltre a tutte le istituzioni locali, come dicevo prima, protezione civile, polizia locale, polizia stradale, carabinieri, quindi una task force enorme per un evento che comunque interessa un territorio molto vasto, ma l'interesse era proprio questo, arrivare nel territorio in più comuni possibili proprio per riavvicinare il rally alle persone, al pubblico che da sempre ci seguono con affetto, e per loro abbiamo anche tante sorprese. Tante sorprese, tra poco cominceremo a parlarne proprio col direttore. Volevo darvi una notizia che insomma gli appassionati sicuramente già sapranno, ma non tutti quelli che ci ascoltano sono addentrati in questo. Allora, si è già corsa la prima prova del campionato italiano rally asfalto di quest'anno a Verona, il Due Valli, che ha visto una gara straordinariamente combattuta fino all'ultima prova speciale. Ha vinto Albertini con Fappani, al secondo posto Campedelli con la Canton su Skoda Fabia, entrambi su Skoda Fabia, al terzo posto Rossetti e Mori su Hyundai. Presidente, un commento brevissimo sul Due Valli? Gara, dicono favolosa perché... favolosa, bellissima, molto anche quella altrettanto difficile. E niente, è andata bene, vediamo adesso, aspettiamo il Rally del Salento per vedere se i piloti confermeranno il loro stato di grazia. Ricordo che il Salento è la seconda prova del campionato, poi ci sarà a giugno San Marino, poi ancora il Rally Lana a luglio, a settembre 2 Piancavallo e Como, si chiuderà ad ottobre con Bassano, coefficiente 1,5 come il Salento. Allora, Presidente, mi dice perché quando noi eravamo ragazzini le macchine erano basse, adesso voglio... Ma perché? È vero, perché? È la moda prima di tutto, ma anche perché c'è questa impressione da parte del guidatore che salendo su un SUV è in alto e controlla meglio il territorio. È anche vero che le strade di adesso sono una tragedia, perché sono tutte buche. Io devo dire che ho le officine, a me fa piacere perché gli ammortizzatori si rompono, i bracci si rompono, gli automobilisti devono pagare. Però effettivamente un po' di manutenzione nel nostro apparato stradale ci vorrebbe. Siamo un po' rovinati sotto questo aspetto. Un po' tanto, Presidente. Mi ha fatto piacere adesso sentire finalmente la riapertura di queste prove speciali, non solo quella di Santa Cesaria, che da ragazzino correvo con degli amici e facevamo delle cose folli, è bellissima, ma anche quella di Specchia, attenzione, perché il Salento è anche territorio interno, è anche serre. Noi abbiamo le serre salentine che sono bellissime, che sono da scoprire, questi paesini interni, ognuno con una sua peculiarità. Ritornando alle macchine, mi ero dimenticato di dire, ma nel nostro gruppo abbiamo anche Toyota, che è un signor marchio, e anche lì diamo un servizio per una guida ecologica più green con le nostre ibride e le elettriche che fra poco arriveranno di Toyota. Certo. Ritornando al SUV, il SUV è una macchina che dà più sicurezza al guidatore. Io sono invece un guidatore vecchia maniera. Come credo anche il Presidente, da quello che ho capito. Sì, ho una Giulia, vado basso, ho capito bene. Entrare e uscire è scomodo, però è bellissima da guidare. È vero. E là è una questione di utilizzo. È vero. Diano Gioio, allora invece per quanto riguarda, le faccio una domanda che riguarda la sua attività, l'immobiliare, no? Ecco, dicevamo la gente adesso punta molto sui SUV per quanto riguarda le macchine, per quanto riguarda le case invece appartamenti piccoli, 100 metri quadri, 120 metri quadri o le ville più grandi? Si vende di più il piccolo, presumo? Ma in realtà il mercato immobiliare è sempre stato molto molto diversificato. Sì. Fortunatamente il nostro territorio ci consente anche di raggiungere, non dico tutti i target, però quasi. Ecco. L'appartamento piccolo sì, naturalmente rimarrà sempre un'esigenza delle giovani famiglie, giovani coppie. Il primo acquisto ovviamente sarà sempre quello solitamente. Ciò nonostante, cosa molto importante a proposito della promozione del territorio di cui parlavamo poc'anzi, che negli ultimi anni stiamo registrando
ovviamente un cambiamento radicale, un interesse molto molto forte, sempre crescente da parte anche di un utente straniero che viene a cercare di recuperare immobili, strutture, tutte le soluzioni, comprese quelle nei paesi. Infatti questa opportunità di promuovere il territorio non fermandosi soltanto a Lecce, che naturalmente è un territorio già molto conosciuto insieme a Gallipoli, Otranto, ma farli entrare nei piccoli borghi, che attualmente sono quelli che noi cerchiamo di riqualificare il più possibile, di promuovere, per noi è stata un'opportunità meravigliosa. Quindi sì, l'utente realmente non cerca soltanto il taglio piccolo, ma facciamo un recupero di masserie antiche piuttosto che, anche perché la nostra struttura è organizzata proprio in tal senso. Ci occupiamo non soltanto di compravendita, ma di ristrutturazioni, tutti gli aspetti che riguardano la finanza agevolata, finanza in genere. Quindi chiaramente riusciamo ad accogliere come si deve, con un servizio all'altezza, l'utente che ha bisogno di un servizio a 360 gradi, di un servizio più diversificato e naturalmente riusciamo a recuperare strutture molto più grandi. Molto bene, allora adesso ci concediamo un piccolo pit stop, permettetemi di dirlo, pit stop pubblicitario, pochissimi secondi, ritorniamo e cominciamo a parlare delle novità di Piazza Mazzini, partenza e arrivo, che saranno tantissime. Comincerà proprio il direttore. A tra poco, pubblicità. DGR Italia, azienda leader nel settore grafico. Offriamo soluzioni avanzate per la stampa di piccolo e grande formato, progettazione, produzione e installazione e allestimenti per piccole e grandi aziende. DGR Italia, comunica le tue idee a Ammigiano, Lecce. Bentornati, questa è la seconda parte dello show dello sport speciale Rally del Salento, 55esima edizione. Guardate questa cartina, che meraviglia, in rosso tutti i passaggi, è una ragnatela vera e propria di movimenti, saranno attraversate tantissime città, ce lo diceva il direttore. Quante città, direttore, mi diceva? 23 comuni attraversati dal rally. Se non è promozione del territorio questa, diteci voi. Ma prima di parlare delle novità di Piazza Mazzini, che avevo anticipato, devo dire una cosa importantissima, fondamentale. In questo rally, come da anni succede, si correrà anche la sezione rally storico. Macchine storiche che sono la passione, a volte anche più di una passione, a volte anche ci sono dei proverbi che dicono si curano più le macchine delle mogli, no? Insomma, ci sono dei proverbi che girano del genere, quindi sono più di una passione, sono un amore di tanti appassionati. Rally storico, Presidente? Assolutamente, la passione di tanti è anche mia, perché diciamo, io sono molto legato alle auto storiche e ai rally storici. Ho partecipato per 2 edizioni al Rally di Monte Carlo, sono tornato proprio la settimana scorsa, ho fatto il Rally Historique della Targa Florio. Ecco, in questo contesto noi puntiamo anche sulle auto da rally storiche, che sono veramente sono un patrimonio dell'automobilismo. Vedere l'anno scorso una Lancia Stratos tra i muretti del Salento, ecco, a me quello mi ha creato un'emozione enorme. Pensare che una macchina partisse da Brescia per venire nel Salento e poi vincere pure la rally storico è stato un'emozione grandissima. Ecco, su questo io ci tenevo particolarmente a che purtroppo sappiamo perfettamente che la distanza è una cosa che noi ci siamo alla parte terminale dell'Italia, quindi è sempre molto complicato, e su questo ci aiuta molto il partner ACI Global, che dobbiamo ringraziare perché si mette a disposizione. Noi organizziamo dei trasferimenti gratuiti per i proprietari di auto storiche, proprio per agevolare, perché in effetti ovviamente per loro diventa un viaggio molto molto lungo. Direttore, per lo storico ci si può iscrivere entro il 18 anche per la stessa data? Certo, giusto? è la stessa data, è la stessa data per lo storico, sia per le auto moderne che per quelle storiche. Allora io
vorrei chiedere anche al Presidente, perché ho capito che è un grande appassionato e che insomma segue il rally da tanti anni, qual è la macchina, e anche ai giovani piloti, qual è la macchina che li ha fatti sognare e li fa sognare di più. Però Presidente, vorrei ricordare una cosa che mi riguarda. Io da ragazzino andavo nelle pinete e nelle campagne a seguire il Rally del Salento, ero bambino, correvamo, scappavamo via dai nostri genitori, perché guai a dire che di sera andavamo lì. Ci portava un amico più grande che aveva già la patente e andavamo nelle campagne di Alezio e di Parabita per vedere il rally, e vedevamo le Lancia Stratos, vedevamo le Alfette GT, vedevamo le Turbo 5, le Renault Turbo 5, quindi ci sono rimaste nel cuore. Poi quando ho iniziato a presentare questa manifestazione, le partenze e gli arrivi per tanti anni, ricorderò per sempre due cose. Sulla prova di Santa Cesarea, Presidente, la lotta strenua tra Cerrato e Blomqvist, uno con la Lancia Delta integrale e l'altro con la Ford Sierra Cosworth sulla litoranea, e vedo Guglielmo che sorride, e poi la 037 Lancia di Liatti, lanciata a velocità folle, amici, sto dicendo folle, è un aggettivo giusto, folle, a quei tempi le velocità erano quelle, sul rettilineo della prova di Santa Cesarea. Il mio operatore non fece in tempo a voltare la telecamera, la macchina passò come un proiettile. Liatti, che poi ha corso nel mondiale. Ho fatto questo prologo per dire che restano nel cuore in maniera straordinaria. Presidente Tamborino, a lei qual è la macchina o le macchine, parliamo di storico, che le è rimasta più impressa? Il microfono al Presidente. Beh, indubbiamente le Stratos sono quelle che davano più emozione, anche per il sound che aveva la macchina. Secondo me quelle erano delle macchine particolari. La Ford pure, quando affrontava la curva, era particolare nelle sue uscite di curva. E poi comunque lì è bello tutto è da vedere, e ripeto, ringraziamo ancora l'Automobile Club che con perseveranza, io mi ricordo mio padre è stato consigliere e anch'io sono stato consigliere in Automobile Club, e abbiamo sempre portato avanti l'Automobile Club insieme a loro, e rappresenta il Salento, e il Salento bisogna rappresentarlo anche sul territorio, non solo il mare. Noi, come diceva la signora, abbiamo un territorio interno da portare assolutamente, avanti. assolutamente. È quello che devono capire chi viene a trovarci, certo, che abbiamo tante cose belle da sviluppare e da portare avanti. Guglielmo, parliamo un attimo di macchine storiche, le tue preferenze? Allora, diciamo... tuo papà correva con la Renault 5 GT Turbo, sì. bianca, sì. Bianca, sì. Tuo papà correva che con ora quella. possiede Pierpaolo Carra, che saluto, sì, il presidente della nostra scuderia. Team, lo salutiamo. Sì. E diciamo che il Rally del Salento, insieme a poche gare, è una di quelle che ha interessato veramente tutte le epoche e tutte le categorie delle vetture sportive. Io sono un po' più legato a quelle degli anni 90, quindi le Lancia Delta Gruppo A, la Ford Escort, la Sierra, appunto, come dicevi, fino ad arrivare un po' dopo alla Clio Gruppo A, ma anche i primi 2000 con le Clio Super 1600, insomma sono le vetture che più mi porto nel cuore e che anche da spettatore, non solo da pilota, mi basta vederle per emozionarmi, insomma, quindi certamente. Avere la gara di casa che ha veramente visto tutte quelle auto è già un patrimonio per noi. Due altri grandi da citare e ricordare sono ovviamente Andreucci e Cunico, che hanno vinto tante volte questo rally. Sentiamo Andrea, macchine storiche, tu? Io purtroppo sono nato nel periodo in cui sono già andate un po' a diminuire. Purtroppo, quindi, volevi nascere prima. Però comunque ho l'onore di vederle grazie a questi storici. Sono fantastiche, sono comunque vetture che hanno effettuato prove mondiali, affrontavano prove che adesso purtroppo non si fanno, di chilometraggi infiniti, cioè arrivavano a fare prove di 40-50 km che adesso... Ma papà ce n'ha una nel garage? No, papà è sempre legato alle Clio, papà è sempre stato sempre solo Renault. È un amore infinito, sì, quello sì, per le Clio di papà, assolutamente. Presidente, la domanda è capestro. Lei ha detto prima, c'è un collezionista macchina, la sua preferita? Attenzione alla risposta, perché ci sono gli appassionati. Qual è la preferita? No, è semplice, 124 Abarth, che è la macchina di mio papà, la macchina con cui io poi ho partecipato pure al Rally di Monte Carlo, e la macchina con cui correva papà con mia madre, quindi devo dire siamo legati a doppio filo a questa macchina, sì, che
che ci accompagna ancora adesso ed è nel nostro garage. Diana, signora, lei ha una passione anche per le corse, segue la Formula 1 magari, non lo so, oppure... Allora io sì, nasco come appassionata di moto, infatti Ah, sono di moto? motociclista. È motociclista? Esattamente. Bellissimo. E chiaramente il passo è veramente molto breve quando si è appassionati di motori in generale. Amare il motociclismo e amare il rally, cioè, più o meno la stessa cosa, perché è proprio l'adrenalina, l'emozione, la sfida. E come diceva poc'anzi, noi in questo caso apprezziamo proprio l'iniziativa sul territorio, cioè non è una semplice passione, ma è una visione a 360 gradi. Però sì, nasco con una passione per il suono, per il rombo dei motori. Per la sinfonia dei motori. Esattamente, quindi nel momento in cui siamo stati coinvolti in questa iniziativa, chiaramente abbiamo apprezzato dal punto di vista professionale, territoriale, però c'è stato un feeling molto molto forte, non è stata una decisione fredda, economica, piuttosto che semplicemente di promozione, è stata molto sentita, certo. Ecco perché anche prima Senta, deformazione professionale e curiosità giornalistica, ma tra le moto che italiane o giapponesi o non lo so, Ducati, Kawasaki, allora, italiane o diciamo diverse, Laverda, mettiamola così, diciamo che sono una motociclista abbastanza atipica, nel senso che passo da una stradale, da una Kawasaki Z e ad oggi ho è uscito fuori la Kawasaki, lo sapevo che veniva fuori Kawasaki, l'avevo ipotizzato. Invece oggi sono amante delle Cape Racer, delle moto modificate, una Bonneville infatti completamente modificata. E adesso la domanda capestro la facciamo al direttore. Direttore, la sua preferenza storica di auto storiche, magari papà, lo zio, il nonno avevano un'auto storica che le è rimasta nel cuore? Allora, mi è rimasta nel cuore l'auto che ho adesso, che è abbastanza moderna, però l'ha avuta anche mio papà quando era giovane, quando era 18enne, ed è la Mini Minor. Adesso abbiamo ancora una piccola Mini che ha adesso 30 anni, però più che altro è perché l'ho comprata insieme a mio papà, che aveva la stessa macchina quando era lui giovane. Lei pensi, se la tenga cara, lo dica a papà, perché la BMW padrona adesso l'ha rieditata dopo tanti anni, insomma, perché sono quelle macchine che, no, Presidente, che non muoiono mai, voglio dire. E quindi voi avete l'originale, si figuri. Allora, parliamo delle novità. Piazza Mazzini presenterà un villaggio con tante novità. Direttore, a lei la parola, saranno tantissime, Bruno, e potranno tantissime, venire anche i neofiti. Certo. Allora, quest'anno tutto lo staff, con il presidente e tutto l'Automobile Club di Lecce ha progettato un rally innovativo proprio per la presenza di questo villaggio il 26 e il 27 maggio, lo ricordiamo, dalle 16, il 26 e il 27 dalle 10 del mattino, che ospiterà tante occasioni di divertimento, di riflessione, sia per gli appassionati di motorsport, ma per chiunque voglia avvicinarsi a questo mondo e più in generale al mondo dell'automotive. Grazie a partner commerciali importanti come Autosat saremo in piazza con le ultime novità dal mondo del mercato dell'auto. Avremo una sezione dedicata proprio alle auto storiche, a cura anche di ACI Storico, con dei modelli intramontabili, una sezione dedicata alla sicurezza stradale, che lo ricordiamo è nella mission di ACI e dell'Automobile Club di Lecce. Oltre al Rally del Salento, sai che facciamo tantissimi eventi proprio per sottolineare l'importanza della sicurezza stradale nelle scuole, con gli enti locali, e ci sarà quindi la possibilità per i ragazzi di provare i nostri simulatori di guida a marchio Ready2Go e mettersi alla prova anche con uno speciale percorso, indossando dei visori che limitano la percezione visiva e simulano addirittura l'assunzione di alcol e stupefacenti. Questo è un progetto molto importante a cui teniamo molto, e quindi i ragazzi potranno sperimentarlo in piazza. Accanto a questo, un'altra grande novità: conosceremo insieme il mondo degli sport elettronici, grazie alla presenza di simulatori sim racing, che lo ricordiamo
ricordiamo, il sim racing è l'unico sport e-sport riconosciuto a livello nazionale, grazie anche alla collaborazione col nuovo centro di simulazione di guida che aprirà tra poco a Lecce, proprio nella sede dell'Automobile Club di Lecce. Accanto a questo una partner importante sarà CIA, e insieme abbiamo progettato un'area che si chiama Salento e Sapori, quindi il viaggio dei visitatori continuerà anche in un'area. Sì. Questa è bellissima, Salento e Sapori è bellissima. Esatto. Le specialità, diciamo, della cucina, specialità culinarie del Salento abbinate alla gara, esatto, in piazza Mazzini. Come dicevamo prima, il nostro percorso all'interno dei comuni, dei 23 comuni del Salento, continua con questo percorso enogastronomico all'interno di piazza Mazzini, e là ospiteremo delle vere e proprie eccellenze locali che ci faranno degustare i loro prodotti. Ancora una novità, però questa è una sorpresa, la spoileriamo adesso: ci sarà anche una esibizione esplosiva di danza hip hop accompagnata da una musica molto adrenalinica, e ci terranno compagnia soprattutto il venerdì sera e il sabato sera. Hip hop, quindi anche per i ragazzi giovanissimi c'è anche l'hip hop in piazza. E poi qui vedo tante altre idee, la mascotte, concorso di idee per la mascotte. Abbiamo ipotizzato a tanti contest per avvicinare il pubblico alla 55esima edizione del Rally del Salento. Il primo contest però è il contest fotografico. Vogliamo realizzare una vera e propria galleria fotografica delle 54 passate edizioni del Rally, quindi invito chiunque a casa conservi una vecchia foto del Rally del Salento scattata, non so, durante la premiazione o lungo le prove speciali, a partecipare a questo contest. I vincitori avranno la possibilità di vedere la propria foto all'interno di una galleria fotografica che realizzeremo a breve. Voglio puntualizzare una cosa: allora, archivio delle 54 edizioni diviso in due sezioni: storica dalle origini e moderna dal 90 ad oggi. Esatto. Quindi se avete foto, mi raccomando, chi possono contattare? Allora, possono vedere il regolamento, che è pubblicato sia sul sito dell'Automobile Club di Lecce, che è www.lecce.aci.it, sia sul sito ufficiale del Rally del Salento, che è www.rallydelsalento.eu. Leggete il regolamento, è molto facile partecipare, è aperto a tutti, e si può partecipare anche con fino a 5 foto. Fino a 5 foto. Dicevamo del concorso di idee per la mascotte. Esatto, abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa con il liceo artistico Pellegrino Ciardo e l'abbiamo coinvolto in questo concorso di idee per disegnare la mascotte o le mascotte della 55esima edizione, e devo dire che sono arrivati dei progetti molto particolari, raccontati in modo molto accurato, cioè sono arrivati i protagonisti, quindi le mascotte, con la loro storia, e quindi conosceremo dei veri e propri personaggi. Le chiedo tra poco anche di Rally Girl and Boys Experience, sì, ma prima volevo sentire un attimo il Presidente, perché c'è tra le novità una novità straordinaria. Poi sentiremo i due piloti tra un attimo. La festa del pilota, Presidente. La festa del pilota. Che è la prima volta. Giovedì, è la prima volta. Sì, è una festa proprio per noi. E verrà fatta giovedì sera, dove ci saranno la possibilità ci saranno varie ditte che offriranno dei prodotti tipici, e sarà una festa privata, diciamo. E sarà fatta ad Ugento sulla pista salentina? Sì, alla pista salentina. Dopo le prove della prova spettacolo? Sì. Quindi... No, per questo è giovedì. Il giovedì. Giovedì. Questo è il giovedì, non il venerdì. Non il venerdì. No, il giovedì sera. Allora, giovedì sera. Sì, è proprio una festa che abbiamo deciso di dedicare proprio ai piloti, allo staff, una cosa proprio riservata, proprio per far capire che siamo veramente tutti una grande famiglia. È la prima volta che questa cosa viene fatta. Sentiamo subito i piloti. Voi avete corso anche fuori, tu hai corso anche fuori dalla Puglia, sì, ovviamente. Festa del pilota. Mi è capitato di vivere un contesto simile al Rally di Roma Capitale l'anno scorso. Fu un bell'evento, ma fu pensato dopo la gara. In realtà io credo che farlo prima sia veramente un segno di unione. Occorra comunque smorzare la tensione, appunto, che prima di una gara ogni pilota, a prescindere dal livello diciamo di vettura che sceglie di utilizzare, o a prescindere dalla sua ambizione che ha, comunque un pilota prima di una gara è sempre teso, e condividere un momento con i suoi, appunto, amici, colleghi, chiamiamoli avversari come vogliamo, è veramente una bella pensata.
Certo, Andrea, la festa del pilota... E mi piacerebbe esserci anche eventualmente in caso di non partecipazione. Mo vediamo. Si è autoinvitato Guglielmo Denuzzo. Se non viene è pagante, se non viene è pagante. Andrea, la festa del pilota, bellissima idea per fare gruppo, no? Sì, è un motivo per unire tutti gli equipaggi, dal primo, che comunque i primi equipaggi sono quelli, diciamo, più importanti, che partecipano al campionato italiano, che hanno vetture più importanti e che comunque possono collegare tutti quanti, anche dal numero 1 al numero 100 che sia. Quindi è una cosa molto intelligente, soprattutto farla prima, perché comunque i rally non si sa mai se tutti li finiscono, quindi purtroppo non è la pista, un lungo per noi costa tanto, la pista ha più probabilità di sopravvivere, diciamo. Sentite, io volevo farvi una domanda, ma quando si parte, no? Sentite il cuore che vi batte nei timpani? Cioè, io volevo capire il grado di tensione, no? Come si percepisce a livello cerebrale? È una cosa che mi chiedono in tanti, che non riesco a spiegare. Cioè, si offusca tutto, nel senso che si pensa solo a... Non so spiegare neanche quello che faccio, sincero, perché mi viene proprio... Vediamo Guglielmo, la notte prima si dorme, sì? No, poco. No, poco e male, come diceva prima la direttrice. E poi invece quando si sta per partire la prova? Diciamo, per quanto mi riguarda, mi vengono in mente pensieri più strani, anche non legati al rally. Una cosa è certa, quando ormai il cronometro scatta e appunto si accende il verde, riesco a staccare del tutto e a concentrarmi, a creare il feeling soltanto con la macchina e il mio navigatore. Il cuore batte tanto, tant'è che spesso nelle gare porto l'Apple Watch che misura i battiti cardiaci e non mi è mai capitato di averli così alti in vita mia. Sì, per fortuna che è giovane. Per fortuna che è giovane. Lo teniamo allenato il cuore. Per fortuna che è giovane, però no, Blomqvist ha corso fino a 45, non so. Forse erano allenati, erano nordici, quindi comunque nordici, noi siamo latini, cuori freddi, Blomqvist di cuore freddo. Allora, ultimo stacco pubblicitario, ci vediamo tra un attimo e parleremo nell'ultima parte di questa ennesima nuova iniziativa Rally Girl and Boys Experience. Sentirete che cosa significa tra un attimo dal direttore e dal presidente. Pubblicità e poi la conclusione. DGR Italia, azienda leader nel settore grafico. Offriamo soluzioni avanzate per la stampa di piccolo e grande formato, progettazione, produzione e installazione allestimenti per piccole e grandi aziende. DGR Italia, comunica le tue idee a Migiano, Lecce. Bentornati, questa è la terza ed ultima parte dello show dello sport dedicato interamente alla 55esima edizione del Rally del Salento. Vi ricordo la data, 26 maggio, partenza da Piazza Mazzini, ore 18:30, appuntatevelo, Piazza Mazzini, 18:30, partenza, 20:20, la prima delle 9 prove speciali sulla pista salentina. Questo venerdì, poi sabato ci sarà Torre Paduli, ripetuta 3 volte, Santa Cesarea ripetuta 2 volte, Specchia ripetuta 3 volte in vari orari, ma insomma saranno diffusi ampiamente. A proposito dell'ufficio stampa, saluto anche la collega Silvana Sarli che in questi giorni impegnatissima vi darà poi attraverso i canali dell'ACI tutte le informazioni, saranno pubblicati tutti gli orari e le percorrenze, e quindi se siete interessati avvicinatevi a queste notizie, a queste informazioni. Ci ha raggiunto da esattamente un minuto un personaggio che aspettavamo,
Eccolo qui, l'assessore alla cultura, allo sport e alle attività produttive, Paolo Foresio. Ciao Paolo, benvenuto. Buongiorno a voi, ben ritrovati e grazie per l'invito, è un piacere essere qui. Famiglia, Bellissima famiglia allargata, e mi fa piacere, allargata anche al comune in questo senso. Certo. Mi fa piacere insomma essere qui, siamo contentissimi, come il presidente e il direttore sanno bene, ci tenevamo particolarmente a riportare nella sua casa naturale il Rally del Salento, quindi a Lecce e in Piazza Mazzini. Ci tengo a specificare in Piazza Mazzini perché noi abbiamo dei ricordi indelebili nella nostra memoria di noi piccolini, penso meno di adolescenti, avevamo 7-8 anni, andavamo lì in Piazza Mazzini il pomeriggio del venerdì per vedere le auto parcheggiate nell'anello interno e spiare dentro con la tipica curiosità di chi è appassionato alle autovetture, per cui pensare di restituire, di regalare nuovamente ai nostri concittadini più piccoli e non solo queste emozioni sicuramente ci riempie di gioia. È un lavoro che abbiamo fatto insieme con ACI, che ringrazio ovviamente nella persona del presidente e del direttore, e con tutti i partner. Quest'anno posso dire, credo di non spoilerare nulla, arricchito e impreziosito rispetto alle ultime edizioni a cui abbiamo partecipato, quindi ormai più di qualche anno fa, da questo villaggio Rally, che è credo la novità maestoso di quest'anno. Sì, maestoso, importante, imponente, enorme, perché era giusto naturalmente consegnare anche un momento di svago, di intrattenimento diverso, e quindi ACI insieme ai suoi partner e insieme a noi appunto ha messo in piedi questa bellissima iniziativa, per cui li ringrazio e ringrazio tutti quanti i partner, gli sponsor che si sono adoperati per fare in modo che questo progetto potesse realizzarsi, questo piccolo sogno, perché la verità io e il presidente ne parlavamo da un po' già, però c'erano sempre delle difficoltà e non si riusciva mai a realizzare. Quest'anno ce l'abbiamo fatta, poi si fa il 26 e il 27 maggio, il 27 è pure il mio compleanno, per cui cosa vuoi di più dalla vita? Meglio di così. No, stavo dicendo, Paolo Foresio ci ha raggiunto da un attimo e quindi sta in piedi con me, anche perché noi, non tutti lo sanno, ma siamo anche colleghi, perché lui Radio Norva, io Telenorva, e siamo colleghi da tantissimi anni, quindi pensate un po'. Presidente, dovete rispondere a quello che... Io devo solo ringraziare l'assessore Foresio, perché veramente lui subito ha voluto, è piaciuta l'idea, noi da tanto ne parlavamo, quando si è creata l'occasione lui ha detto facciamola, sicuramente bisogna farla, Piazza Mazzini, ripercorriamo i vecchi tempi, e quindi fattivamente si è dato da fare. Poi siamo andati a parlarne pure con il sindaco, che era felicissimo di questa idea, ovviamente a massima disponibilità, però devo ringraziare l'amico Paolo, perché devo dire che tutto è partito da lui e avevo proprio bisogno, no, di trovare un interlocutore così sensibile, che amava questo, perché ecco, tutto questo, il motore, diciamo, di tutta questa organizzazione è l'amore per questa manifestazione, l'amore per le auto, ecco, e in lui ho trovato un partner ideale, quindi lo ringrazio adesso, ma l'ho ringraziato già più di una volta, perché veramente è stato determinante. Direttore deve rispondere all'assessore. Sì, mi associo ai ringraziamenti, perché l'assessore Paolo Foresio, non solo in occasione del Rally del Salento, ma di tutte le attività che stiamo svolgendo in questi mesi che ci accompagnano al 26 e al 27 maggio, è sempre al nostro fianco, soprattutto con le riflessioni che facciamo insieme sulla sicurezza stradale. L'altro giorno eravamo nelle scuole, abbiamo un partner che crede nei nostri progetti e noi ne siamo orgogliosi, e dobbiamo sottolineare una cosa importante: la 55esima edizione avrà il patrocinio del Comune di Lecce, e questo è soltanto la ciliegina sulla torta di un'organizzazione, di una collaborazione che adesso va avanti da molti mesi e che si traduce in tanti eventi nell'evento di cui già abbiamo parlato e di cui continueremo a parlare anche dopo. Assessore, si parlava di promozione. Mi hanno fatto quasi emozionare, perché minimo cena pagata a tutti e due, diciamo. Assessore, si parlava di promozione del territorio attraverso 23 comuni e città che verranno attraversate, e ci sono qua due eminenti presenze tra i tanti sponsor. Abbiamo Autosat e Grimaldi Immobiliare, e quindi
promozione del territorio capillare, no? Vedete, io non a caso prima ho detto ringrazio i partner, cioè noi riusciamo a fare quello che stiamo riuscendo a fare in questi anni, a movimentare quello che stiamo riuscendo a movimentare grazie a un gioco di squadra. Cioè questo è un principio che sembra elementare, ma vale la pena ripeterlo e ribadirlo, perché elementare non è. Cioè si riescono ad ottenere dei risultati se si lavora tutti quanti insieme. Se c'è una squadra in cui il pubblico fa il pubblico, come è giusto che sia e come deve fare, aggiungo, e il privato dà una mano, come normale che sia, per in qualche maniera, come dire, restituire qualcosa al territorio, i risultati arrivano e siamo la prova, perché l'Automobile Club coinvolge il comune dice ok, facciamo, andiamo avanti, e poi si innescano una serie di relazioni, ma anche con la prefettura. Penso al lavoro che stiamo facendo, come diceva benissimo il direttore, sulla sicurezza stradale, un tema che abbiamo a cuore tutti e sul quale abbiamo il dovere di lavorare di più. Stiamo andando nelle scuole, loro lo fanno in maniera precisa e puntuale, io ogni tanto quando posso vado e partecipo, i karting in piazza con i bambini, e poi l'iniziativa l'altro giorno di promozione sempre della sicurezza stradale per le prove di guida sicura. Cioè è un lavoro che si fa se si lavora insieme, e questo è il segreto. Poi sull'appeal turistico di una manifestazione come questa credo che non ci siano dubbi, cioè la città registra quei numeri anche a livello di presenze turistiche, basti vedere i primi dati di aprile e quelli di maggio, parliamo di numeri pazzeschi. Perché? Perché quando si arriva in città ci sono tante cose da fare, e quelle tante cose si realizzano, ripeto, grazie alla squadra di cui parlavo prima, per cui gli sponsor sono indispensabili. L'amministrazione pubblica ormai, come sapete meglio di me, vive periodi di grande difficoltà a tutti i livelli, e quindi è complicato poter pensare di sostenere economicamente manifestazioni del genere. Cioè il sostegno si concretizza in maniera pratica, per esempio nell'occupazione del suolo pubblico, cioè in quelli che sono i servizi che un'amministrazione pubblica può mettere a disposizione, come abbiamo fatto in questi casi e come facciamo in tanti casi. Però poi è indispensabile che ci sia, ripeto e chiudo, questa sintesi e sinergia fondamentale con i partner privati. Per questo il tema fondamentale deve essere quello, la squadra. I risultati si ottengono se si lavora tutti quanti insieme, da soli non si va da nessuna parte. Il sindaco è un grande appassionato di pallavolo, perché giocava a pallavolo, e ce lo ricordiamo, ma anche di motori e della Via del Salento. Sì, l'ho scoperto strada facendo. Quando ci siamo visti la prima volta, questa piccola confidenza con il presidente, che è un carissimo amico da quando eravamo ragazzi, e con il sindaco, si ricorderà bene Francesco, al sindaco brillavano gli occhi, perché dicevano riportiamo quindi le macchine in piazza Mazzini. Io contentissimo. È vero, io introducevo lentamente le novità, perché avevo paura, ho detto mo gli dico troppe cose, ho paura che insomma il sindaco in qualche modo invece io vedevo che lui annuiva, e felicemente, e quindi io rilanciavo sempre di più, perché io però volevo dire una cosa, giustamente l'assessore ha sottolineato quanto è importante sono i partner, perché così come il Comune di Lecce, anche l'Automobile Club Lecce è un ente pubblico, quindi noi non possiamo permetterci il lusso del famoso rischio imprenditoriale. Noi dobbiamo controllare i conti, siamo molto spaventati perché dobbiamo andare in queste montagne russe, da una parte c'è la passione, dall'altra vogliamo fare un evento unico, però dobbiamo anche controllare i conti, e quindi siamo molto spaventati di questa cosa, e ogni anno, devo dire, ci prendiamo dei grossi spaventi, però poi i risultati ci danno ragione, perché poi quando crei un prodotto di qualità ottieni anche i risultati e i partner ti sono vicini. E il fatto che vi danno ragione i risultati è dimostrato da quello che hanno detto gli sponsor durante la trasmissione, prima che arrivasse l'assessore Foresio. Adesso sto per passare la parola al direttore. Assessore, seguito il rally da bambino, qual era la macchina? Perché abbiamo parlato di autostoriche poco fa. Qual era la macchina che ti è rimasta nel cuore? Così vinci facile, l'HF, poi noi Fulvia HF, poi noi no, la Lancia Delta HF, poi noi Martini Racing, per favore. La Martini Racing un po' troppo indietro con la Fulvia, la Fulvia, diciamo, io e il presidente non eravamo neanche nati, ma stiamo scherzando. La Delta poi se posso c'era Cunico, giusto Francesco? Cunico, che con la Escort, fortissimo con la Escort, e poi c'erano diversi piloti anche nostri locali che facevano
dicevano come Marco De Marco, storico. penso a Massimiliano Pezzuto anche, che faceva delle ottime performance, e poi c'erano diversi, ora gli altri cognomi mi sfuggono, non me ne vorranno. C'era suo papà che ha corso tante volte, Denuzzo, come no, certo. Sì, bellissime macchine, tutte quelle che abbiamo visto, e adesso passo un attimo, eccolo il microfono. Allora andiamo a concludere, perché poi l'ultimo argomento sarà quello che ha sentito cosa ha detto il comune, la voce del comune con l'assessore. Autosat vuole dire due parole prima di concludere? Prima di tutto lo dobbiamo ringraziare, che sta portando a compimento questa giunta, progetti vecchi ma finalmente li vediamo cantierizzati, e alcuni aperti, tipo il parcheggio vicino al Tribunale e l'ex caserma Massa, che sono veramente una rivalutazione di tutto il centro di Lecce, arriveremo finalmente ad avere. E devo dire che questa giunta si è dimostrata fattizza, come si dice da noi, a chiudere e a portare a compimento progetti che sono diventati decennali, non se li ricordano neanche i ragazzi che sono nati 30 anni fa, perciò ringraziamo questa giunta e speriamo di vederne delle altre. Oltre, adesso ho sentito questa novità del prodotti enogastronomici in piazza, e ricordiamoci che abbiamo avuto, non mi ricordo come si chiama, quella signora della Dior, che ha portato gli artigiani in piazza a Lecce. Certo. Noi abbiamo una miriade di artigiani nei vari territori che hanno delle bellissime cose anche da poter rivalutare tutto il Salento. Ringraziamo ancora l'autorità. Grazie al dottor Tarantino in rappresentanza Tamborino in rappresentanza di Autosat, che ci ospita in questa meravigliosa hall, e signora Diana Oncioio, per dire due parole riguardo a quello che ha sentito da parte dell'assessore. Naturalmente mi associo ai ringraziamenti del dottore per tutta l'organizzazione che c'è stata, e per quanto impegno ci hanno messo a realizzare questo progetto, nel quale siamo stati coinvolti. Probabilmente nelle prossime edizioni saremo ancora più partecipi, vorremmo renderci ancora più utili. Per adesso diciamo che siamo già onorati e lieti di partecipare, e soprattutto contenti di vedere il nostro territorio rivalutato in questo modo. Dunque un grande ringraziamento a tutti, e ci vediamo il 27 in piazza. Benissimo, allora direttore, abbiamo ancora pochi minuti. L'ultima delle grandi novità è questo Rally Girl and Boys Experience, con una selezione di 8 ragazzi e 8 ragazze che faranno cosa? Faranno una vera e propria esperienza immersiva nel mondo del rally. Dobbiamo dire che questa è già la seconda edizione, dopo il successo dell'anno scorso abbiamo deciso di replicare, e quindi però avete allargato anche ai ragazzi. L'anno scorso era soltanto per le ragazze, per ampliare un po' questo sport che è tipicamente al maschile. Quest'anno abbiamo coinvolto anche i ragazzi. Partecipare è molto semplice, basta collegarvi sui siti ufficiali della manifestazione, quindi sul sito ufficiale del Rally del Salento o su quello dell'Automobile Club di Lecce, rispondere a 4 semplicissime domande riguardanti il Rally del Salento, e saranno poi sorteggiati questi ragazzi, che parteciperanno sia in pista che in piazza a delle esperienze uniche fatte apposta per avvicinare il mondo dello sport ai ragazzi. Bellissima iniziativa. Vuole ricordare gli orari del... Sì, voglio ricordare gli orari del Villaggio Rally, che sarà aperto il 26 a partire dalle 16 fino alle 23, il 27 a partire dalle 10 del mattino fino alle 23, e ricordiamo anche gli orari della prova spettacolo che si svolgerà alla pista salentina di Ugento a partire dalle 18:30. Bene, quindi mi raccomando tutti quanti. Allora, stiamo chiudendo, assessore, chiuderemo con i 2 giovanotti, di là insieme. Presidente, un saluto a tutti voi, un grazie per questa grande iniziativa. La Presidente, lo diciamo, insomma, qualcuno avrà percepito dall'accento, è napoletana e ha festeggiato lo scudetto del Napoli, lo dobbiamo dire, continua a festeggiare lo scudetto del Napoli, giustamente e meritatamente. Abbiamo creato un gemellaggio.
adesso, d'Italia, siamo felici per questo. meritatamente campione d'Italia. Allora, Assessore, Sì. questa è la parte, diciamo, no? Il nostro futuro. La parte vibrante, Questo è quelli... il nostro futuro. Uno non dorme la notte, prima mi ha detto prima che non dorme quando deve correre, ovviamente la notte prima insonne. Sono tutti 2 figli d'arte, lui è anche fratello d'arte, e quindi Pisacane e Denuzzo. Ho dimenticato, bravissimo, Pisacane, hai ragione, prima quando ho elencato i cognomi, ora che mi incontrerà non glielo dire, altrimenti mi ammazza dall'altro papà, perché ho dimenticato, andavamo a spiare la macchina bellissima, con che macchina si corre? Con la Clio. Con la Clio, perfetto, va bene, stavolta toccherà a te, allora verremo a spiare la tua macchina. Benissimo, benissimo, allora un in bocca al lupo da parte proprio del... Un in bocca al lupo a loro che sono il nostro futuro, per cui è bellissimo vedere 2 ragazzi figli di questa terra, giovanissimi, che partecipano, li facciamo un in bocca al lupo. Tutti i nostri, tra virgolette, investimenti, sacrifici, le nostre risorse, il tempo che dedichiamo lo facciamo fondamentalmente per loro, è un investimento che facciamo su chi verrà dopo di noi per provare a lasciargli le cose un po' meglio di come le abbiamo trovate, per cui davvero a loro facciamo un grande in bocca al lupo e faremo il tifo per loro. Su questo non ci piove, insomma. Allora, io ringrazio tutti gli ospiti di questa puntata speciale, ringrazio naturalmente l'assessore Foresio, collega radio-televisivo, e vi ricordo che l'anno scorso il Rally del Salento lo vinse Campedelli. Quest'anno nella prima prova del campionato svoltasi a Verona, Campedelli è arrivato secondo. Al primo posto abbiamo Albertini, come vi avevo già detto. Chissà come andrà quest'anno. In bocca al lupo a tutti, i giovani e i meno giovani che correranno. Grazie all'ACI, grazie ad ACI Sport, grazie al Comune di Lecce, da Bruno Conte, grazie a voi per averci seguito con questo speciale. Alla prossima!